Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati in questo nuovo video. Questo è un video dedicato a tutti quei giocatori che hanno 1500 punti in giù. E stiamo parlando di come si analizzano le partite, perché spesso e volentieri troviamo tanti errori. D'altronde le analisi automatiche, e sto parlando del sito più conosciuto di chess.com, dell'app di chess.com, ovviamente disponibili per chi ha un abbonamento, sicuramente sono molto utili, ma ovviamente è un algoritmo che fa queste cose e non potrà mai essere preciso al 100%. Quindi il mio consiglio sarà quello di evitare l'analisi automatica, ma di imparare manualmente a fare da soli l'analisi, e lo impariamo insieme in questo video. Ovviamente, se anziché esserci un motore, anziché esserci qualcosa, c'è qualcuno più bravo di noi che ci sa dire perché quella mossa è sbagliata, perché spesso e volentieri il motore non ti sa dire il perché. Magari sì, ti suggerisce un'altra mossa, ma perché quell'altra mossa? Ecco, allora se hai bisogno di qualcuno che ti commenta le tue partite, news: da novembre, quindi da questo mese, all'interno dell'Accademia avremo 3 tutor di eccellenza. Abbiamo il maestro FIDE Nicolo Napoli, abbiamo il maestro internazionale femminile Tilsia Varela alla Madrid e abbiamo il grande maestro Andrea Stella. 3 tutor che commenteranno le partite degli studenti. Penso che è un dream team d'eccellenza, quindi se hai veramente bisogno di capire qualcosa, magari su un'apertura, no? Dici, ma perché quando faccio questa apertura perdo sempre? Loro ti sapranno dire nel dettaglio che cos'è che sbagli e come fare per evitare, per migliorare. Quindi all'interno dell'Accademia con l'abbonamento mensile trovi tutto questo. Ti lascio il link in descrizione, ma adesso andiamo al succo del video. Allora, che cosa si fa solitamente? Finisce la partita e andiamo a analizzare la partita con questa analisi automatica, dove mossa dopo mossa lui ci dice: è una mossa da libro, è un'ottima mossa, perché, eccetera, e andiamo avanti di qualche mossa fin quando, per esempio, non arriviamo. In apertura è difficile fare mosse che qualcuno non ha già teorizzato, ma per esempio arriviamo a questa quinta mossa dove ti dice alfiere B5 è un'ottima mossa, e poi ti suggerisce con una freccia che forse pedone C4 sarebbe stata ancora migliore. Ma non capisci, innanzitutto, se ti dice che alfiere B5 è un'ottima mossa, gli credi, no? Cioè, te lo dice il tutor di chess.com, è un'ottima mossa, quindi la rifaccio anche in futuro. Però, se andiamo in analisi manuale, che è quello che ti consiglio di fare, qui in alto a destra vedi che c'è una lente di ingrandimento, è qui che devi analizzare le tue partite e iniziamo a imparare a leggere da soli i motori. Innanzitutto qui a lato c'è una barra di valutazione molto utile. Più questa barra si colora di nero, più il vantaggio del nero, più questa barra si colora di bianco, più il vantaggio del bianco. E qui a destra abbiamo le linee: prima linea, seconda linea, terza linea. Credo che tu ne possa aggiungere più o meno andando dalle impostazioni, che in questo momento non le vedo. Eccolo qui, sì, qui dalle impostazioni puoi decidere tu quante numero di linee vederle. Io ho scelto 3, ne puoi mettere 4, 5, quello che vuoi, ma credo che 3 siano sufficienti. Che cosa sono queste linee? Ti dice che qui la prima migliore continuazione da parte del nero è cavallo F6. La seconda migliore continuazione è alfiere di 7, la terza migliore continuazione per il nero è donna in A5. Ovviamente bisogna prendere dimestichezza con le coordinate, ragazzi, qui non si scappa, a parte che prima o poi a furia di farle le imparerete, ma il modo migliore per imparare le coordinate cavallo F6, alfiere di 7, eccetera, è studiando dai libri con una scacchiera di fianco e riportando sempre le mosse. Vedrete che dopo qualche tempo le avrete memorizzate. Ora vedi che a fianco ogni linea c'è un punteggio 0,17, 0,18, 0,22. Ovviamente se questo è colorato di bianco vuol dire che stiamo parlando del vantaggio del bianco. Se questo è colorato di nero e anziché esserci un più c'è un meno, vuol dire che il vantaggio è del nero. Come valutiamo noi il vantaggio di 0,17? Allora tu tieni conto che alla prima mossa d'apertura del bianco il vantaggio del bianco si attesta attorno al 0,30. Quindi vuol dire, se con questa mossa che fa il nero perché tocca il nero e gliela facciamo fare, ecco, con la prossima mossa che dovrà fare il bianco, qui intanto il computer ci vuole un attimo prima che si stabilizzi, con la prossima mossa del bianco, che la prima suggerita è a rocco corto, il bianco va a 0,21, quindi ha perso un pochettino di quel vantaggio naturale che ha il bianco rispetto al nero, perché si parte generalmente con 0,30.
Poi ogni motore ha il suo tipo di valutazione. Qui stiamo utilizzando un Stockfish 7.1 Lite. E come si valuta? Il bianco in vantaggio di +1, cosa vuol dire? Allora, devi fare il rapporto sempre con quello che è il materiale. Sai che mediamente si dice che i cavalli e gli alfieri valgono 3, il pedone vale 1, eccetera. Quindi un vantaggio di +3 è come se il giocatore che ha quel vantaggio avesse un pezzo in più. Ok? Magari la situazione è pari, di materiale siete pari, avete lo stesso numero di pedoni, lo stesso numero di alfieri, eccetera, ma la posizione è così buona per il bianco che ha un +3, cioè è come se avesse un pezzo in più. Questo è fondamentale iniziare a capire questi numerini. Capisci? Adesso qui il bianco, la mossa migliore è Arrocco. Supponiamo che il bianco fa un'altra mossa, che qui non è scritta, e gioca, non so, alfiere per C6. E guarda anche questa barra laterale dopo alfiere per C6 che non compare nelle 3 linee del bianco, come la situazione cambia. Qui hai visto che intanto la barra a lato si inizia a colorare di nero. Ritorno indietro. Qui eravamo in una situazione di... abbassiamo un po' il volume. Eravamo in una situazione di più 0,19. Dopo questa cattura la barra si colora più di nero ed addirittura si vede il meno 0,24. Ma meno 0,24, e qui il nero è obbligato a fare questa mossa, se il nero gioca B per C6, perché altrimenti se il nero fa altre mosse, come la seconda suggerita dal motore cavallo di 7, qui il vantaggio del bianco diventa di +4, grazie al Kaiser, perché il nero non ha ripreso il pezzo preso. Qui chiunque giocatore di qualsiasi livello farebbe questa mossa, ok? Quindi questo è il modo giusto di vedere. Se noi andiamo invece nella modalità, torno dove ero prima, nella modalità revisione automatica, alfiere B5 ci dice che è un'ottima mossa, ma se andiamo nell'analisi manuale, e torniamo indietro, io vedo che la mossa alfiere B5, diamogli il tempo di carburare, ok, qui è addirittura inserita come seconda scelta, prima scelta è alfiere 2, ma qui solo un essere umano ti può dire perché in realtà alfiere B5 non è la mossa migliore in assoluto. Ovviamente studiando gli scacchi, studiando i concetti di strategia, ma generalmente studiando scacchi capisci che questa non è la mossa migliore da giocare. Perché non è la mossa migliore da giocare? Perché chi conosce gli scacchi e appunto qui un giocatore più forte può analizzare la tua partita e dirti perché questa mossa sarebbe meglio che tu non la rifaccia la prossima volta. C'è un discorso che gli alfieri è bene che tu muovi gli alfieri in base a come hai la tua catena pedonale. Qui la catena pedonale del bianco è su colore di casa scura. Questo da teoria scacchistica viene chiamato l'alfiere buono, cioè l'alfiere di colore contrario alla propria catena pedonale, quindi si può muovere con molta facilità, mentre questo prende il nome di alfiere cattivo, che in questo caso, altra definizione, è diventato attivo perché è fuori dalla catena pedonale. Se questo alfiere fosse stato dentro, questo era un alfiere cattivo perché va a sbattere contro i propri pedoni e non riesce ad uscire. Qui è comunque un alfiere cattivo, ma è diventato attivo perché comunque può dare fastidio, può fare inchiodature, eccetera. Questo è un alfiere buono, punto, e normalmente se uno si rende conto di avere un alfiere buono lo dovrebbe mantenere, ma nel momento in cui il bianco gioca alfiere per B5 è ovvio che è disposto a giocare prima o poi alfiere per C6, andando a perdere così l'alfiere buono e ti rimane solo quello che è l'alfiere cattivo, ed è un peccato. Qui diciamo nessun giocatore che conosce questi principi avrebbe giocato alfiere B5, nonostante magari anche se vai a vedere il motore o se vai a vedere l'analisi automatica ti dice che è un'ottima mossa. Ma se vai a parlare con un trainer, con un tutor, con un insegnante di scacchi, ti dice guarda, se no alfiere B5 si può risparmiare, anche perché comunque stiamo andando via la coppia di alfieri che sarebbe bene tenerla, se possibile, poi bisogna vedere ogni singola posizione. In più andiamo a dare via un alfiere per un cavallo e sappiamo che in alcuni manuali di scacchi l'alfiere viene considerato un 3,15, 3,25 contro il cavallo che vale normalmente 3 punti, quindi per tutte queste ragioni sarebbe meglio tenersi l'alfiere, e la prima scelta del motore non a caso è alfiere 2 per permettere l'arrocco, e intanto ti tieni questo. Alfiere D3, che adesso è diventata seconda scelta, non mi fa impazzire perché credo che possa arrivare C4 a rompere un pochettino le scatole, però andiamo avanti. Capisci perché è importante innanzitutto non fare
questa revisione, perché da questa revisione non si capisce nulla, andare nell'analisi manuale e iniziare a prendere confidenza con questa barra laterale che ci faccia capire a ogni mossa cosa succede, ma soprattutto imparare a leggere le linee. Andiamo avanti, sempre da qui. Scusami, andiamo avanti sempre da quello automatico perché voglio farti vedere più avanti che succede un'altra cosa. Quindi andiamo avanti un pochettino, un po' di mosse. Va bene, va bene, va bene. A un certo punto qui arriva un errore. Ecco qui. Siamo in questa posizione. Il bianco in partita alla 17ª mossa, che è questa che sto per mostrarti, gioca pedone C4. Ok, dici perché? Dice è un errore. Cos'è che c'era di meglio? Alfiere F4. E tu dici, boh, perché alfiere F4? Perché C4 è un errore? Questo non te lo spiega. Vediamo se andando in analisi manuale riusciamo a avere qualche indizio in più. Qui dice, vedi che già in analisi manuale almeno hai un po' di linee, ti fai un po' un'idea, non è per forza bianco-nero. C'è un H4 intanto. Alfiere F4 che era considerata fino a poco fa la migliore linea, in realtà la vedi come terza linea, quindi adesso H4 è diventata la prima scelta, alfiere G3 è diventata la seconda scelta e ultima scelta alfiere F4, ma è ovvio che alfiere F4 non può essere la primissima in assoluto perché qui c'era l'alfiere in F4 e il bianco ha scelto di andare in H2, quindi ritornare in F4 sarebbe un ulteriore tempo perso, eccetera. Ma perché pedone C4 è sbagliato? Perché pedone C4 è sbagliato? Che cosa succede? Ok, qui ci fa vedere, diciamo, la continuazione. Se andiamo anche nella revisione automatica, dopo C4 dice mostra la continuazione e ti fa vedere che cosa succede. Ok, finito. Bella questa continuazione. Cos'è? Ho perso un pedone? Non lo so, perché poi ricatturo qui. Cioè sembra tutto ok, però se guardo la barra di valutazione adesso è totalmente quasi colorata di nero, quindi il vantaggio del nero è interessante. Meno 1.68, meno 1.68 è quasi come se il nero avesse 2 pedoni di vantaggio, nonostante adesso sembra proprio che il bianco possa riprendersi tranquillamente il pedone. Per esempio, se mi riprendo il pedone, che cosa mi succede? Qui mi cattura così, qui magari ricatturo di torre. Qui che cosa succede? Ti può ricatturare, cosa dice? Mostra continuazione, ti cattura così, ti cattura così. Ok, qui perdi qualche pezzo, qui è andata veramente, sta andando tantissimo in profondità, secondo me andare così tanto in profondità diventa anche difficile da leggere, probabilmente c'era una successione di mosse che non erano le migliori, ma se io vado in analisi manuale riesco a capire meglio. Allora, ho fatto C4, cosa succede se lui mi cattura? Vado a vedere, la mia prima scelta è quella di giocare alfiere G3. Se ricatturo con il cavallo in E, seconda scelta, vediamo cosa succede se ricatturo. Cioè, voglio capire se alla fine ho perso il pedone oppure no. Lui mi cattura qui, prima scelta, alfiere per H2. Lui mi cattura qui, re H2, prima scelta. Quindi io continuo a seguire la prima linea. Donna per D4, ok, alla fine mi rendo conto che il nero guadagna un pedone da questa successione, ok? Linea che magari non ce l'aveva mostrata prima, perché avevamo fatto una successione diversa di mosse, ma qui hai un pochettino più d'occhio altre varie possibilità e quelle che possono essere più naturali anche da giocare. Ma nell'analisi manuale, che è questa qui, che è quella che veramente ti consiglio di fare, prendi confidenza con le annotazioni, con l'annotazione scacchistica, e l'unico modo è leggi libri. Dopo che hai letto 2 libri di scacchi, cavallo F3, boom, subito lì, cavallo C6, boom, so esattamente dov'è, pedone D4, so esattamente dov'è, ma devi leggere. Giocare semplicemente sulla scacchiera, online, non ti aiuterà a fare questo salto di qualità. Ma dicevo, pedone C4 che è un errore, guarda come cambia la barra. Ok, un errore perché ho capito che poi vado a perdere un pedone. Ma non è solo quello, c'è proprio un errore di natura posizionale e strutturale della struttura di pedoni. Ora, questa è una catena di pedoni. La catena di pedoni è fortissima perché il pedone D4 è difeso dal pedone C3 e il pedone C3 è difeso dal pedone B2 e i pedoni che non sono mai stati mossi sono considerati forti. E questi che sono stati mossi invece sono in catena e sono considerati forti per la teoria scacchistica. Nel momento in cui io per una qualsiasi ragione vado ad interrompere una catena pedonale,
in questo modo, che cosa ho fatto? Intanto ho tolto la catena pedonale, cioè pedoni che si difendevano tutti fra di loro a vicenda. Ho reso, dopo il cambio, ho reso il pedone D4 isolato, cioè un pedone che non ha più pedoni amici sulle colonne adiacenti, e queste sono tutte debolezze che ovviamente uno impara a conoscere studiando gli scacchi e robe varie. Inoltre io credo che qui il bianco abbia voluto giocare C4 perché ha messo la torre C1, ma già la mossa torre C1 è una mossa sbagliata, perché torre C1 presuppone una spinta, ma questa spinta è sbagliata perché qui c'è una catena pedonale ferma, granitica, va lasciata lì, non va toccata, bisogna giocare da altre parti. E dove la metto sta torre? Le torri giocano su colonne aperte e semiaperte. Questa è l'unica colonna semiaperta della partita per il bianco, e quindi probabilmente se vuoi proprio giocare d'attacco tiri su questa torre, raddoppi l'altra torre, questa torre sale su con la manovra dell'ascensore e si attaccherà in qualche modo. Ok, quindi tutte queste cose però né il computer in modalità automatica né l'analisi in modalità manuale, nessuno ti può dire queste cose. Chi te le dice? Un tutor di scacchi che ti analizza la tua partita, ed è quello che succede, come ti dicevo, nell'abbonamento dell'Accademia. Posti all'interno del gruppo Facebook la tua partita mettendo il link di chess.com, guarda ho perso sta partita, me la commenti, e ti arriva un grande giocatore che ti fa una bella analisi completa della tua partita e ti dice come, quando, perché hai sbagliato. Credo che questo sia un valore inestimabile, ma al di là dell'umano o meno, quando fai l'analisi su chess.com ti consiglio veramente di usare il manuale, perché poi a volte ci sono anche delle imprecisioni da chess, ti consiglia mosse strane, mosse da motore che tu non riesci a capire, e invece da manuale riesci a avere altre linee, riesci a capire quale potrebbe essere la seconda scelta. C'è una seconda scelta, magari la seconda scelta è a pari merito della prima, però in modalità automatica ti consiglia solo la prima, che è invece una mossa molto strana che un umano non gli sarebbe mai venuta in mente. Ok, quindi spero di averti dato una mano, spero che da oggi in poi, quando farai le tue analisi su chess.com, le farai in manuale, perché devi imparare a leggere il motore, imparare a leggere la barra laterale, imparare a leggere le coordinate, non ti devi stufare, questo è il modo migliore veramente per capire. Quindi manda a quel paese questo che ti dice tutte queste robe qui, eccetera, eccetera, perché è un algoritmo. Quando ti dice mossa buona, mossa ottima, alfiere B5 è una mossa ottima, è un algoritmo che te lo dice mossa ottima. Se vai magari da un insegnante di scacchi, dice guarda, alfiere B5 io non l'avrei fatta, ok? Quindi fai molta attenzione e cerca quello che ti consiglio io invece, di utilizzare la modalità manuale per cercare di muoverti un pochettino al meglio. Spero di esserti stato d'aiuto. Se sì, iscriviti al canale, lascia un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!